Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi parlerò del Leone Rosso di Maria Szepes, edito dalla Romando 3 Editori, Elisir di Vita Eterna. È un libro che praticamente parla di un soggetto, di un'anima che si rincarna parecchie volte nella sua, come si dice, la sua vita di anima praticamente, no? E in ogni incarnazione praticamente assume le forme, le qualità e l'involucro di una persona e vive questa vita qui e poi muore, rinasce finché non trova veramente il suo goal, il suo obiettivo, la sua, non si può dire salvezza, ma la sua illuminazione. Bene, oggi vi racconterò anche, a parte questo, che chiaramente il libro vi ho già detto in altre pillole che è diciamo, un compendio di cose interessantissime, ma è più di 460 pagine, vedete, 461 pagine, quindi scritto anche relativamente piccolo e quindi potete immaginare che un libro così, a parte essere un investimento esoterico che non può chiaramente mancare in ogni libreria e biblioteca del vero ricercatore, lo si legge tranquillamente in un paio di mesi, gustandosi pagina per pagina. Ma oggi vi voglio raccontare anche di un racconto di fantasia del vostro Marietto. Allora, iniziamo da piccolino, piccolino, piccolino. Vedete, i primi 3 anni io sono stato 18 mesi in coma. Quando sono uscito dal coma, poi vi racconterò cosa ho incontrato in coma in altre pillole, no? Più avanti, ma quando sono uscito dal coma, diciamo che ho vissuto per parecchi anni in una famiglia fidataria, cioè non erano veramente i miei genitori, erano genitori adottivi. Vi ricordo che questo è un racconto sempre a fantasia, sempre a prendere con le pinze, perché è un racconto come il Leone Rosso, un po' così, un po' da fantasia romantica. Ebbene, cosa è successo? In questo periodo qui, che ero piccolino piccolino, c'erano dei birichini che venivano sempre a trovarmi e farmi le bue, praticamente massacravano di botto il vostro Marietto veneziano. Però cosa succedeva? Succedeva che ogni volta che questi qui poi se ne andavano via, arrivava la mia scimmietta arancione. Io l'avevo soprannominata scimmietta arancione per il semplice fatto che era vestita di arancione e a me mi sembrava che avesse la faccetta di una scimmietta. E cosa succedeva? Si metteva praticamente a 1 metro davanti a me, io ero piccolino piccolino e questo qui si metteva a parlare, dopo un po' io mi sentivo molto meglio e mi rimetteva a posto. Voi dovete pensare che questi qui che mi avevano preso e mi avevano, cioè, in un certo senso massacrato di botte regolarmente, si divertivano, insomma ero messo male, ero anche piccolino, ero un corpicino di 3-4 anni, se poi voi pensate che per 18 mesi sono anche stato in coma, quindi il mio cervello non riusciva a parlare, non sapevo l'alfabeto, sicuramente a livello vocale esprimevo solo suoni, però a livello mentale io parlavo con la mia scimmietta arancione, questa arrivava, stava davanti a me e praticamente mi rimetteva a nuovo e mi metteva anche in una posizione di samadhi, cioè in altre parole mi trovavo in un posto bellissimo con la luce veramente favoloso. E quindi io col tempo sapevo che la notte arrivavano questi qui, mi massacravano di botte e dopo un po' arrivava la mia scimmietta arancione e mi rimetteva così a posto che io aspettavo solamente il momento a sera di essere massacrato di botte per poi far arrivare la mia scimmietta arancione che mi rimetteva a posto e mi portava in samadhi. E questo è andato avanti per un po' di tempo. Arrivato a un certo punto il vostro Marietto ha incominciato anche a sapere che si poteva parlare, ha incominciato a parlare e via dicendo, no? E a un certo punto questi qui che alla sera arrivavano, si divertivano, mi picchiavano a destra e a sinistra, insomma si sono spaventati perché dicevano, cavoli, l'abbiamo lasciato tempo fa mezzo morto ed è qui bello pimpante come una fragolina. Chiaramente io non sapevo molte cose, non sapevo che le persone avessero un nome. Allora, questi qui, incuriositi e anche spaventati, molto spaventati, perché non gli era mai successo una cosa del genere, mi hanno chiesto come mai io riuscivo a ricostruirmi alla sera. Cioè, alla sera mi distruggevano, la mattina mi ritrovavano tutto bello in ordine. E io gli dicevo che appunto c'era una scimmietta che arrivava e gli dicevo che chiaramente nella mia mente io pensavo che fosse lì, che abitasse nel paese dove abitavo io, non pensava
dove abitava il Marietto veneziano e che finito che andavano il loro sporco lavoro arrivava questa scimmietta arancione e mi metteva a posto, no? E allora questi qui incuriositi, visto che erano molto potenti e anche malati di mente, questi personaggi, mi hanno chiesto come si chiamava questa scimmietta. Al che io non sapevo che le persone avessero un nome in quel momento lì, anche perché vi ripeto ero uscito dal coma, non sapevo praticamente parlare, parlavo a stenti e non sapevo che le persone avessero un nome. E io ho chiesto che cos'era un nome e mi hanno spiegato che cos'era praticamente un nome. Allora ho preso il coraggio, no, di chiedere alla mia scimmietta arancione quando arrivava come si chiamava, no? E questa scimmietta si mette davanti a me, avevamo parlato di tutto ma meno del suo nome. Si mette davanti a me e io gli chiedo, ma come ti chiami? E questo faceva un rumore strano, che non avevo mai sentito in vita mia. Continuava a dire Baba, Baba. Io gli continuavo a chiedere, ma come ti chiami? E la mia scimmietta rispondeva Baba, Baba. Oh, la cosa è andata avanti per molto tempo, per 1 minuto o 2, e io pensavo, ma cavoli, ma è possibile che la mia scimmietta non sa neanche come si chiama? Mi continua a fare un verso che è Baba. Morale della favola, il giorno dopo arrivano questi personaggi qua e io gli dico che questa scimmietta continuava a fare un rumore strano del nome Baba, no? Questi allora hanno indagato che cos'era questo Baba e hanno scoperto che questo Baba era non era una scimmietta, ma era praticamente il Sai Baba che abitava in India. Al che io certamente non me lo sono venuti a dire perché si sono spaventati chi è che veniva a rimettermi a posto tutte le sante sere dopo che loro se ne andavano via, no? Morale della favola, cosa succede? Arrivato a un certo punto la mia scimmietta arancione, cioè il Sai Baba, una sera viene e mi dice d'ora in avanti io non verrò più a trovarti ed entrerò nel tuo cuore. Al che io ero spaventatissimo perché ormai era un appuntamento fisso, alla sera lui veniva sempre e parlavamo per ore e ore. Morale della favola, vado a scuola, ero piccolino e non riuscivo a capire come una persona potesse entrare nel cuore. Pensavo che si sarebbe dovuta restringere così tanto e chiedo alla maestra come fa una persona a entrare nel cuore. Al che la maestra mi dice, guarda, molto probabilmente ha parlato in modo spirituale questa scimmietta e ti è entrata nel cuore. Poi il babbo mi aveva detto che l'avrei rincontrato a 43 anni e infatti la storia è andata così. Quando il vostro Marietto veneziano ebbe 43 anni rincontrò la sua scimmietta arancione, ma questo fa parte di un'altra pillola. Chiaramente questa è una storia fantasia, non è vero nulla di quello che vi ho raccontato, ma si lega benissimo al Leone Rosso perché è anche un libro di fantasia. Grazie cari amici di avermi ascoltato fino qui, la vostra storiella del vostro Marietto veneziano. Vi chiedo, se non vi siete iscritti al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di iscrivervi ancora per poter seguire le pillole del Marietto Veneziano e di Hildegarda. Vi chiedo anche, se non siete ancora venuti a trovarci nel gruppo Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venire pure a trovare, che siete benvenuti, e vi invito a seguire la prossima pillola. Grazie e alla prossima pillola. Ciao!